Grazie. Adesso, visto che sto facendo il disc jockey, ma poi c'è un altro. Allora, c'è il tempo per qualche intervista per i gentili, per le reti che hanno voluto gentilmente venire a trovarci, per cui ci sarà qualche intervista, poi piano piano ci avviciniamo da questa parte raggiungerete accompagnati la sala in cui avremo la cena. Questa sala non la vedrete mai più così, non sarà mai più così, perché in questa sala che stasera è preparata come un matrimonio, in realtà diventerà un centro di confezionamento, l'ampliamento del confezionamento che in questo momento è alle mie spalle, e in questa sala verranno posizionate altre 6 linee di taglio di confezionamento, quindi il privilegio di essere qui stasera è anche quello di vedere un reparto che non sarà mai così, quindi inauguriamo con una cena un locale che avrà contenuti industriali per i prossimi anni. È ovvio che questo per noi, questo 10 ottobre è un giorno speciale, 82 giorni prima del 5° anniversario del matrimonio che abbiamo fatto tra Agriform e Parmareggio, un matrimonio su cui qualcuno non scommetteva. Se c'è De Chet che mi ascolta sa quanti dubbi, poi sì, lo ammetto, non ci credevo, adesso è uno di quelli che fa il tifo più degli altri per il successo di questa società. È stato un matrimonio indovinato, voluto, ma soprattutto l'unione di 2 anime diverse, di 2 storie diverse, di 2, vogliamo dirlo, appartenenze diverse, politiche, sindacali. Quindi la visione dei nostri amministratori, quella di guardare oltre l'ostacolo e di credere in un progetto economico che avesse come obiettivo unico quello di creare valore per il territorio e che andasse oltre le appartenenze, le diffidenze, ma però questi qua chi sono? Mangiano i bambini, questi qua no, sono democristiani, vecchia gentaglia di cui non si può fidare. Erano 2 percorsi paralleli che dovevano incontrarsi. Ora la domanda è: chi siamo? Siamo qui per festeggiare chi siamo, cosa facciamo e dove andiamo. Chi siamo? Parte l'ho già detto, siamo un'azienda leader oggi in Italia. Quest'anno faremo, secondo il forecast ultimo, quasi 1 miliardo di fatturato, lo sfioreremo. Siamo la più grande azienda nel mondo dei formaggi DOP, quindi rappresentiamo un esempio, una testimonianza del fatto che le aggregazioni funzionano se c'è la volontà di farle, se c'è il management giusto. Siamo una cooperativa che ha 1500 famiglie che portano il latte tutti i giorni nei caseifici soci e tutti i giorni trasforma questo latte in formaggi che sono le eccellenze italiane. Abbiamo capito nel 2020 quanto fosse importante il dialogo, quanto fosse importante le sinergie che potevamo avere, sinergie commerciali, sinergie logistiche, sinergie di know-how. Abbiamo messo insieme esperienze trentennali, quarantennali di 2 aziende che facevano mestieri simili ma in posti diversi. E siamo arrivati ad unirci e dopo 5 anni possiamo dire sì, è vero, avevamo ragione, gli amministratori hanno visto giusto. In questi primi anni abbiamo, lo dicevo prima, pagato il formaggio quello che valeva, ma oltre a questo abbiamo distribuito 26 milioni di utili dopo aver pagato le imposte, che ricordo che Caseifici Gran Terre è sì una società controllata dalla cooperazione, porta con sé l'anima e i valori sacri della cooperazione, della mutualità, della persona al centro degli interessi, ma è un SPA e quindi paga le tasse. Ma è un SPA anche perché vogliamo essere nel mercato come gli altri e perché crediamo che questa piattaforma possa essere motivo di ulteriori aggregazioni. Quello che facciamo è quindi confezionare il formaggio, portarlo in tutti i mercati
del pianeta, in oltre 70 paesi, esportiamo circa 300 milioni che oggi è un po' più di un terzo del fatturato, ma questa è una delle linee strategiche del nostro mestiere. Nel nostro piano industriale abbiamo scritto che dovremmo crescere all'estero e dovremmo crescere con la marca. Noi abbiamo in mente di creare col consumatore un filo diretto, di creare un legame e un dialogo diretto con chi porta sulle tavole i nostri formaggi e quindi investiamo in pubblicità. E per farlo abbiamo un marchio federatore che è nato dall'idea di rappresentare il territorio, non si chiama a caso Gran Terre, ma questo marchio sarà spinto dalla notorietà degli altri marchi su quali il gruppo aveva già investito. Quindi già a fine ottobre vedrete in TV 15 giorni di spot televisivi su tutte le reti nazionali, Mediaset, Rai, non solo, la 7, dove Gran Terre sarà il marchio federatore, ma porterà ancora con sé il marchio Parmareggio nel caso di un formaggio che è quello tra i formaggi il più conosciuto. Vogliamo crescere, ma abbiamo battuto i campanili, dicevo prima, abbiamo costruito ponti al di là delle ideologie e soprattutto crediamo al dialogo anche con la GDO. Non crediamo che la GDO sia un avversario, una controparte, un nemico, è un altro importante e fondamentale anello della filiera che porterà i nostri formaggi al consumatore, e con questo anello della filiera, con la GDO, noi dialoghiamo tutti i giorni in modo costruttivo, leale, serio, perché crediamo che insieme possiamo costruire e dare le migliori risposte al consumatore. Dove vogliamo andare? Quella di oggi è una tappa importante di cui siamo orgogliosi, è un altro mattone nella crescita di questa società, ma vogliamo crescere ancora. Vogliamo essere di testimonianza, di esempio per chi vuole seguire la nostra strada, per chi vuole credere in questo progetto. Per fare questo però non bastano le idee, non bastano i progetti, ci vuole un management capace, appassionato, serio. Noi ce l'abbiamo, io vi invito a fare un applauso per questo. Oggi non c'è il nostro amministratore delegato, che purtroppo ha avuto un lutto familiare molto importante e so che sarebbe voluto essere con noi, ma tutto il resto del management è alle nostre tavole oggi, e a loro io personalmente credo tutti voi portiamo la riconoscenza per l'impegno quotidiano, la passione e l'attaccamento all'azienda che dimostrano tutti i giorni. E poi abbiamo le strutture, abbiamo impianti all'avanguardia, tecnologia. L'esempio di questo investimento è una prova, e su questo noi ancora cresceremo. Stiamo investendo a Montecavolo, quindi questa è un'azienda che continua a dare le risposte che il consumatore si aspetta, con una ricerca e sviluppo che dà risposte nuove, innovative, che non sono solo snack, le merende, l'ABC, sono prodotti che gli altri non hanno ancora portato sul mercato. Ma finisco, i veri protagonisti, non voglio fare piaggeria, i veri protagonisti di questa sera e di questo successo siete voi, sono i soci, sono le 1500 famiglie di cui voi oggi rappresentate, oggi degnamente questa sera. Grazie. Bravo, grazie Presidente.